Buongiorno, buonasera, dipende da che parte della giornata state guardando questo video. Riprendo con una rubrica che ho sfruttato pochissimo. L'arte e lo schermo. Non sto a spiegare in cosa consiste questa rubrica perché l'ho già spiegato nel primo video di questa rubrica. E vi domando, quanti di voi a Natale andavano al cinema per vedere l'ultimo lungometraggio Disney? Quanti di voi a Natale in televisione guardavano i capolavori della Disney? Oppure approfittavano del Natale per guardarsi in DVD i film della Disney? Quanti di voi ripetono questo gesto ogni anno, nonostante l'età? Sembra che non ci sia Natale senza qualcosa da disneyano. Voi adesso mi chiederete, Prosdo, ma perché stai parlando della Disney nel tuo primo canale? Sì, lo so, di temi riguardo la Disney dovrei parlarne nel mio secondo canale, Prosdo il Fumettaro, ma per questo faccio un'eccezione. Sto parlando di Destino. Destino è appunto un cortometraggio animato, come una buona tradizione Disney, prodotto proprio dalla Walt Disney nel 2003. Questo cortometraggio ha dietro una storia molto travagliata perché il progetto iniziale era del 1945, abbandonato poi per motivi economici. Destino nacque come collaborazione tra Walt Disney e Salvador Dalì, il grande pittore surrealista. Infatti i disegni di questo corto sono proprio da parte del pittore surrealista, personaggio molto particolare, molto interessante, ma anche molto difficile, che avrebbe bisogno di un video a parte per essere spiegato, ma non sto a spiegare ora chi era e la vita di Salvador Dalì. In origine pare che Destino dovesse essere un lungometraggio. Chissà cosa poteva uscire fuori, perché questo lavoro doveva poi dare origine a tutta una serie di lungometraggi nati proprio con una collaborazione tra Disney e Salvador Dalì. Tenete presente che tra gli anni 40 e gli anni 60 le collaborazioni tra Salvador Dalì e il cinema sono parecchie, pure Alfred Hitchcock lavorò con Salvador Dalì. Il progetto Destino riprese alla luce nel 2000, quando il nipote di Walt Disney, Roy Disney, cominciò la produzione, però come cortometraggio. Questo cortometraggio venne poi premiato e incluso nella versione Blu-ray di Fantasia, sempre della Walt Disney. Questo cortometraggio oggi è facilmente reperibile su YouTube, nel canale ufficiale della Disney. Nel 2011 andai a Milano per vedere una mostra dedicata a Salvador Dalì. In quell'occasione vennero esposti per la prima volta in Italia i bozzetti originali di questo cortometraggio, disegnati proprio da Salvador Dalì in persona. Le stesse immagini di Destino sono un continuo riferimento ai quadri di Dalì e anche i colori, anche se un po' di computer grafica che ci mette il zampino, i colori stessi sono di ispirazione dalidiana. Diciamo che oggi Destino è più un omaggio a Salvador Dalì. Voi avete visto questo cortometraggio? E cosa ne pensate? Conoscete cortometraggi anche della Disney simili? Scrivetelo sotto i commenti. Come al solito vi ringrazio per la visione, mettete pure mi piace in questo video, ma soprattutto sotto i commenti, se volete, anche se non avete niente da dire riguardo Destino, scrivete buon Natale, auguri, scrivete un sacco di auguri, che mi farebbe anche piacere. Io di nuovo vi ringrazio per la visione, vi auguro a tutti voi buon Natale e arrivederci a gennaio 2018.